Amici bellini, allora, dopo ci siamo riposati, ci abbiamo dormito un po' sopra, dobbiamo fare un po' di recap, chiarimento di questa partita di Champions che perdiamo, che però non ci toglie il primo posto, quindi siamo contenti, ma ci sono gli elenchi dei contento di e scontento di, perché vogliamo alzarlo questo livello? Proviamoci. Allora, amici belli, Antonietta Giordano, benvenuta sul canale, come molti altri che si saranno iscritti e come molti altri che magari si saranno disiscritti, perché ieri io sono partito in quarta e spero di essere stato chiaro. Credo di sì, dai commenti che ho letto. Molti hanno capito qual era il mio sentiment riguardo. Vedi, ho tolto la cosa lì perché finalmente si è perso una partita e quindi possiamo abbandonare certe scaramanzie. Ho screenshot da farvi vedere, dobbiamo dirvi le pagelle e rivedere un attimo questa partita che, come XG, perché poi io li cerco, non li trovo, non è il solito sito mio, ma ho trovato degli XG anche su Twitter, si parla, vedi, Infogol dice 2.57, 0.39 per il Napoli. Quindi io non voglio sentire, quello che è importante per me, io vi dirò che sono contento del Napoli, le pagelle parleranno chiaro, ci sono dei voti che vi fanno capire che sono contento. Non voglio però sentire l'esaltazione, non voglio sentire il Napoli meritava di vincere, perché non credo, riguardando quello che abbiamo fatto. Non voglio sentire vabbè non fa niente, perché questo non fa crescere il livello. Io voglio sentire un ambiente, una squadra, un allenatore incazzati per la disattenzione finale che ti fa perdere una partita che potevi tranquillamente portare a casa. Ecco, il potevi tranquillamente portare a casa perché il Napoli ha dimostrato ieri di giocarsela con il Liverpool, senza alcun dubbio, ed ecco perché si arriva al ragionamento che vi faccio. Ovviamente i 2,57 arrivano perché guardate come sono enormi i pallini. Quando si tratta di ribadire sulla linea di porta è chiaro che l'XG è altissimo, perché quante ne puoi sbagliare di quelle là. E vabbè, però loro comunque creano qualcosina in più. C'è la parata bella di Meret, un paio di occasioni di Jones che finiscono alte. È facile fare un recap nel primo tempo. Ecco, c'è il rigore su Kvara, che per me si può dare, è molto lieve la cosa, però lo acchiappa il gomitano e lì si può recriminare. Kvara, pericolo pubblico. Poi Kvara ci prova un tiro che finisce molto fuori, e poi c'è quel tiro di Ndombele parato centrale. Dopodiché c'è la prima parata di Meret su Thiago Alcantara, su assist di Salah, Jones di testa alto su assist di Firmino, ve lo ricordate quel colpo di tacco, e ancora Meret su Salah, ma quello era fuori gioco. Così si risolve il primo tempo. Io poi devo fare anche, non mi ero preparato nemmeno, vedi, Francesco Caserta per esempio, benvenuto, proprio mentre andiamo proprio a registrare. Francesco Caserta, benvenuto, e ci fa piacere. Nel secondo tempo Kvara ci prova sempre, ma fuori. Poi c'è il gol di Ostigardo, che non è un infingardo, ma per pochi centimetri deve essere annullato. Kvara al volo su cross di Osi, quindi nel secondo tempo il Napoli crea un pochino di più, volendo. Tiro di Salah centrale parato da Meret, Kvara ancora alto, Salah il gol, e poi lo andiamo a vedere, un salvataggio di Ostigard e poi il gol di fuorigioco di Nunez, eccetera eccetera. Insomma, partita equilibrata si può dire, penso si possa dire, nonostante noi dobbiamo però guardare anche le statistiche, perché la sensazione della partita equilibrata ce l'hai. Loro hanno fatto più tiri totali, 14 contro 10, i tiri in porta loro 6 e noi 2, un pochino più possesso palla, passaggi siamo lì un po' più, sempre un po' più, loro un pochino in più, ed è importante dire un pochino in più di tutto, anche di falli, anche di ammonizioni, anche se ce ne potevano essere diverse altre, e quindi si può parlare anche dell'arbitraggio, si può parlare che loro qualche fallo più grave potevano essere ammoniti prima, però questo equilibrio ad Anfield, con il Liverpool e il Napoli che sta cercando di crescere, di diventare una squadra internazionale alla grande,
è una di quelle cose che mi fanno piacere, perché quando il Liverpool l'unica cosa che può fare è farti 4 gol, vuol dire che devono cominciare a bomba e devono farne un paio nei primi 15 minuti e ti mettono pressione. Sappiamo che lì con quello stadio sarebbe stato veramente un macello. Il Napoli non glielo permette. Contentissimo. Non glielo permette con possesso palla, con marcature preventive, con attenzione, eccetera. Quindi sono contento di questo possesso palla al 50% nel primo tempo. Noi l'abbiamo preso l'imbarcata, abbiamo conservato il primo posto e la forza generale che mi fa vedere questo Napoli contro questo Liverpool, che aveva molte defezioni, mi fa essere scontento del risultato, perché dico, ma sai che forse... E quindi è solo qui il passaggio che voi dovete capire benissimo. Non voglio sentire vabbè meglio così oppure meglio adesso che poi dopo, perché questo, il meglio adesso che poi dopo, lo vediamo solo dopo l'Atalanta, perché non sappiamo la sconfitta a questa squadra cosa porta, grandi reazioni o depressioni, non lo sappiamo, lo dobbiamo vedere, quindi questo lo vediamo dopo. Per quanto riguarda la partita in se stessa, questo Napoli poteva fare lo scherzetto anche ad Anfield, e questo è un complimento che sto facendo al Napoli, e forse una tirata d'orecchie che sto facendo a Spalletti, perché ho visto un pochino meno qualità a centrocampo, ed è chiaro, se mi levi Zielinski, che era stato il disegnatore di gioco contro il Liverpool all'andata e univa benissimo i reparti e teneva la squadra alta, bella così, Zielinski, in questo caso metti Ndombele, se ne scende tutto. Anghissà non esiste in questo momento e quindi sono scontento un po' della scelta, un po' del braccino, perché Ossi era molto isolato, quindi aveva comunicato il non prenderle e il tenere l'attenzione alta per non prendere i 4 gol. Quando si arriva alla certezza e i 4 gol non li prendiamo, ci abbassiamo, scende la tensione e automaticamente pigliamo i 2 gol. Questo è la disattenzione finale, poi con qualche riflessione da fare su Meret. Arriveremo sicuramente ai voti, ma io vi devo far vedere gli screenshot, perché secondo me sono più importanti dei voti, perché i voti lasciano il tempo che trovo. In questo caso vi devo far vedere nel primo tempo la posizione di Jones, Firmino, l'inserimento della mezzala e Salah, che quando Salah viene a prendersi il pallone ovviamente c'è l'inserimento di una mezzala. Questo ci fa capire che non aveva poi tanto cambiato modulo Klopp con Jones dietro le punte, ma Jones agiva da ala sinistra e poi magari si accentrava ogni tanto. Quindi pure questo che avete sentito ha cambiato modulo, non ha proprio cambiato modulo, c'è stato un atteggiamento all'interno della partita. Poi ovviamente dobbiamo vedere questo, ragazzi. Io su questa cosa qui devo far vedere che Meret mette i piedi all'interno della porta, e credo che questo sia un errore, perché poi tu puoi spingere quanto vuoi ma già stai in porta, e infatti la prima parata avviene praticamente quasi sulla linea della porta e poi lui dopo cadendo se la porta praticamente dentro. In questo caso io vi devo anche far vedere che non si capisce dalla prospettiva, ma Kim sta con i piedi a terra mentre Van Dijk e Darwin sono in volo, quindi io do grosse responsabilità a Kim in questo caso, che non è saltato insieme ai 2 saltatori, un po' anche ad Oliveira, che si fa attrarre dal pallone e non resta attaccato a Salah, perché se Oliveira resta attaccato a Salah sulla respinta di Meret, Salah non può fare lo scatto e andarsela a prendere. Quindi se Oliveira mantenesse la marcatura più sull'uomo che sul pallone, ma qua sappiamo marcature miste, marcature a zona, è difficile dirlo. E poi su quest'altro screenshot si vede proprio benissimo che Kim sta impiantato a terra. Elmas, perché Elmas ha seguito, in questo caso lui viene praticamente spinto dal terzo tempo di Darwin, perché Elmas segue Darwin, Van Dijk sfrutta il blocco, il movimento di Darwin per saltargli alle spalle, ma poi Darwin impatta, quindi praticamente qua si vedono proprio i piedi di Kim, che non mi piacciono che stia così impiantato a terra. Altra cosa da far vedere, ovviamente sul secondo colpo di testa vediamo che Van Dijk lì si sta preparando a fare il suo movimento e lo tiene a vista Di Lorenzo. Poi ci sono molti altri giocatori un po' statici, un po' perché è finita la partita, ho capito, ma vuoi vincere ad Anfield o no? Lo so, chiedo troppo evidentemente, ma secondo me questo deve essere il passaggio per crescere di mentalità, perché non si può
Non lo so, sì, ma con il Liverpool, con il Liverpool, perché il triplete, vogliamo vincere la Champions, vogliamo arrivare in semifinale, e queste squadre qua devi beccare, e no, becchiamo sempre il Bruges, non è vero, non è detto, e non lo sappiamo, quindi teniamo alta la tensione. Io sono soddisfatto, io sono orgoglioso del primo tempo, sono orgoglioso che questi ragazzi mi facciano essere scontento di una sconfitta di misura arrivata all'85esimo con il Liverpool. Penso che se parlate italiano capite qual è il mio concetto. Quindi qua si vede Di Lorenzo che guarda Van Dijk, dopodiché Van Dijk comincia la corsa, Di Lorenzo resta dove sta se lo guarda, non lo segue, e quindi Van Dijk finirà ad impattare il pallone nella zona di Kim, che stavolta salta ma un pochino in ritardo, e quindi non riesce ad impattare con Van Dijk. Contemporaneamente dobbiamo far vedere una mezzaluna che fa Darwin ancora. Non vi siete iscritti al canale Telegram? Sicuramente. Qui parte Darwin per scappare dalla marcatura di Elmas e ci riesce, perché vediamo dopo questo screenshot, ne vediamo un altro dove gli va proprio intorno. Esatto, è finito nella zona di Anghissà e Elmas si è fermato, quindi ma che ti fermi? Continua. Oppure Anghissà a quel punto se lo deve prendere, oppure qualcun altro che si trova là, qualcuno se lo prendesse a questo Darwin, perché dopo il colpo di testa di Virgil van Dijk, Darwin si trova davanti perché è scappato anche ad Anghissà, e dopo il colpo di testa potrà ribadire, c'è il piedino di Zielinski che lo tiene in gioco. Insomma, ragazzi, sono dettagliucci, ma sono dettagliucci che contano, e quindi voi avete capito perfettamente perché io non voglio sentire vabbè non fa niente. Io voglio sentire una squadra incazzatissima, io voglio sentire una squadra che va a Bergamo a dire è stato un caso, anzi lo abbiamo fatto apposta per riposarci, perché dove l'obiettivo era il primo posto, non era nemmeno il primo posto, l'obiettivo era passare il girone, l'obiettivo era fare bella figura. Abbiamo fatto bella figura? Sì. Abbiamo passato il girone? Sì. Siamo passati primi nel girone? Sì. Bravissimi? Sì. Va bene perdere? No. Si può essere così? Penso di sì. Meret 5, ragazzi, senza che li metto in campo perché perdiamo un sacco di tempo. Meret io gli do 5 per queste cose che vi ho fatto vedere. Fa una bella parata su Thiago, però lì aria piccola, secondo me se tu gridi, se tu allucchi e sei alto e con le braccia sei più alto anche di Van Dijk, te la vai a prendere quel pallone, ti fanno fallo, è finita la partita. Questo in concomitanza con Kim che resta fermo, con Elmas che si perde le marcature, con Olivera che si distrae, tutto. Però la parata, se la sei parata in porta, e quindi questo va sottolineato. Navas. Di Lorenzo 5,5, non mi è sembrato arrivare per me alla sufficienza. Vediamo anche quella situazione dove si perde a Van Dijk. Ostigard per me il 6 se lo prende, era arrivato anche al gol, roba di centimetri, sarebbe arrivato un voto anche più alto. Mi è piaciuto Ostigard. Kim mi è piaciuto per quello che mi è piaciuto, ma lì si ferma sui piedi, e quindi 5,5, perché si deve ma io mi aspetto da Kim che adesso oramai sei sempre fortissimo e non stacchi mai la spina. Si può chiedere di più, si può chiedere il 150%, perché il 100% non basta a Napoli, bisogna arrivare al 150%, e a volte non basta, perché lo sappiamo. Olivera per me è stato uno dei migliori, 6,5. Vediamo anche lui che fa quella sbavatura su Salah, ma siamo ai dettagli. Le prende tutte di testa, fai silenzio, le prende tutte di testa, il suo dirimpettaio è Salah, mica male. Anghissà 5, non l'ho visto in partita, non era la partita sua, non è ancora tornato, 5. Lobotka 7,5, ha giocato da solo in quel centrocampo, metteva tutte le pezze dove le doveva mettere, veramente quando sparisce lui il Napoli va in affanno. Lobotka ha overperformato oltre il dovuto, e adesso si deve pure riposare, perché altrimenti lo perdiamo. Dombele 5,5, arriva al tiro ma comunque non mi convince. Politano 5,5, poca roba. Osimhen 6, molto volenteroso, lo trovi dappertutto, dispensa qualche assist, mette un pochino di apprensione, però non è efficace perché è troppo isolato, e non credo che sia tutta colpa sua. Kvara 6,5, poteva essere anche 7 se quell'assist di Ostico, perché sarebbe stato un assist bellissimo. Kvara le può tirare le punizioni, perché è un pericolo pubblico, perché crea delle cose da solo anche quando il Napoli sta
non dico in sofferenza, ma più accorto, perché ovviamente stai ad Anfield, perché il tuo obiettivo è non prendere 4 gol, ma il tuo obiettivo deve essere sempre vincere. E il Napoli mi ha dimostrato anche dopo il gol subito che ci voleva poi riprovare, andare a riacciuffare la partita. Non lo so, Spalletti, non lo so, un po' di stanchezza, un po' di un po' di braccino. In generale io sono molto soddisfatto di poter dire ma che peccato, ma ragazzi, ma io non volevo proprio perderla questa partita. Si può essere così? Penso si può essere così. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.